Migliaia di musulmani partecipano in via Giustizia all'Eid Mubarak, tradotto in italiano la buona festa, che scandisce la fine del mese di digiuno del Ramadan. Cerimonie analoghe si stanno svolgendo contemporaneamente in altre parti del comune di Venezia e gli anni scorsi Mestre ne ospitava una affollatissima al Parco Piraghetto. Ma questa volta è diverso. Questa volta l'appuntamento è nell'area di circa 8.000 metri quadri per la quale la comunità bengalese ha firmato un preliminare d'acquisto di circa 1,5 milioni di euro. Il progetto di costruire qui un grande centro islamico ha innescato una polemica che va avanti da mesi. Bloccata dalla Digos a 150 metri di distanza, l'eurodeputata leghista Anna Maria Cisint, ex sindaco di Monfalcone, manifesta con altri esponenti locali del partito, tra cui il vice sindaco di Venezia Sergio Vallotto, l'assessore Sebastiano Costalonga e il consigliere Alex Bazzaro. Al momento, sostengono, non ci sono le condizioni per costruire una moschea. Oggi purtroppo ancora frequentemente in Italia si assiste a episodi frequenti di matrimoni con bambine di 9, 10, 12 anni. Per noi è inaccettabile. Il velo integrale della donna per noi è inaccettabile. Lo dice, come raccontavo prima, anche l'intelligence italiana e francese, e all'interno delle moschee che si predica l'odio verso l'Occidente e alcuni dettami del Corano. 150 metri più in là, Prince Aulader, portavoce della comunità bengalese, risponde così all'eurodeputata. Se lei vede che dentro qualche moschea si predica l'odio, deve segnalare alle forze dell'ordine, non ai noi cittadini che non possiamo fare niente. Noi non siamo autorizzati a fare niente, deve segnalare alle forze dell'ordine e queste persone devono essere mandate via. Noi non vogliamo nessun tipo di estremismo, né religiosa né politica. Noi vogliamo vivere bene, in pace e in serenità. Curiosamente l'unico scontro della mattinata è stato tra due troupe televisive di due emittenti nazionali con linee editoriali diametralmente opposte. Finita la festa, Cisint e gli altri rappresentanti della Lega raggiungono l'ingresso dell'area oramai semideserta dove si è svolta la cerimonia. Accettano alcuni dolci tipici, ma non c'è alcun saluto, stretta di mano con Prince Aulader. Il dialogo prosegue a distanza. Secondo noi si deve partire dal rispetto della legge. Rispetto della legge che all'origine non c'è, perché in questo momento purtroppo non è mai stato accettato dalle varie correnti islamiche, non è mai stata accettata la necessità, la proposta o i contenuti per la sottoscrizione di un accordo che è quello previsto dall'articolo 8 della Costituzione, cioè l'intesa. Noi siamo i primi a dire dateci questo contratto, firmiamo e siamo tutti tranquilli che rispettiamo tutte le regole, chi non rispetta fuori dalle scatole. Siamo noi i primi a dire questo, però ci deve essere, cioè non siamo noi che approviamo queste cose, è la politica, è il Parlamento che approva questo.